È il Gaeta di Davide Manconi a qualificarsi per gli ottavi di finale di Coppa Italia d'Eccellenza. La formazione biancorossa al Riciniello. Tana dei biancorossi batte il Pomezia per 2-0 grazie ai gol di Sequino e di Di Vito dopo 15 minuti di gioco. Gaeta che vola agli ottavi di finale conseguendo la seconda vittoria nelle prime 3 gare dopo lo 0-0 di domenica con il Ferentino. Per il Pomezia invece è la seconda sconfitta dopo quella partita in casa con il Campusseu. Pronti via e al 7° minuto arriva subito il vantaggio da parte della formazione padrona di casa. Calcio di punizione al 6° Sequino spinge di testa il pallone in rete. 1-0 per il Gaeta che inizia così nel migliore dei modi. La reazione da parte dei rossoblù arriva su questo lancio lungo all'indirizzo di Damiani che prova a spostarsi il pallone, lo ritrova con il sinistro e mette il pallone però sul fondo. Ancora Pomezia, calcio di punizione da parte di Fea al minuto numero 15 della prima frazione di gioco. Parte il contropiede da parte del Gaeta con Avellini che si fa cost to cost da una parte all'altra del campo arrivando a provare il diagonale. Para Giordani in corner. Dal calcio d'angolo successivo battuto da Natiello arriva il colpo di testa di Di Vito che al quarto d'ora fa 2-0. Gol di rapina da parte del calciatore dei biancorossi. Pomezia che prova allora la reazione con quest'altra azione offensiva ancora con Francesco Fe, cross di sinistro con il colpo di testa da parte di Damiani, però fuori misura. Ultima occasione della prima frazione di gioco sempre dello stesso Damiani, sempre di testa, palla in out e ancora l'ex Montespaccato Darillana all'inizio del secondo tempo al 6° conclusione da fuori che termina sul fondo. Poi lo stesso prova a servire Rossi ma in posizione di offside all'11°. Ancora Pomezia che prova a rientrare in partita con il cross da parte di Fe, palla dal lato opposto per Laurato e l'occasione più ghiotta da parte dei rossoblù in tutto il secondo tempo. Gaeta che riesce però a salvarsi. Mezzina prova allora su calcio di punizione con il destro, bravo il portiere dei padroni di casa a respingere con i pugni. Gaeta che allora trova gli spazi per il contropiede nel finale. Sono 2 le chance da parte dei biancorossi. Palla prima in verticale con il Pomezia che riesce a salvarsi in extremis, poi sul calcio d'angolo ancora Di Vito e va vicino alla doppietta. 5 minuti di recupero decretati dal direttore di gara, dopodiché triplice fischio e squadre che vanno sotto la doccia.